Che, come dire, anche questa volta riempite le nostre sale di auditori di queste conferenze. Siamo molto contenti di questo programma, di cui abbiamo qui l'ideatrice insieme a noi. Abbiamo condiviso questo programma bellissimo di conferenze e di lezioni dell'università all'interno del museo. È una cosa al quale teniamo tantissimo. E quindi dopo la conferenza, che ha avuto anch'essa un grande successo, di Stefano Riccioni, abbiamo oggi Valentina Sapienza, che non solo è un'amica delle gallerie dell'Accademia, ma è anche una professoressa di storia dell'arte moderna dell'Università di Ca' Foscari, come immagino sapete tutti. Ha fondato e dirige il centro di studi Rive, dedicato alla cultura figurativa del Rinascimento veneziano. Studia la pittura veneziana del Rinascimento e si interessa in particolare al rapporto tra immagini, contesto e pensiero religioso. Ha pubblicato numerosi saggi su alcuni dei principali pittori veneti del Cinquecento, Tintoretto, Tiziano, Leonardo Corona, Palma il Vecchio, un volume dedicato alla chiesa di Saint-Julian per l'edizione des Écoles Françaises de Rome, e ha diretto con Anna Bellavitis e Frederick Kaplan il progetto internazionale di ricerca ANRFNS Garzoni, Apprenticeship, Work and Society in Early Modern Venice. 18th century. La conferenza è dedicata al tema della redenzione al femminile, come leggete nel titolo, alle nostre spalle, nella pittura veneziana del Rinascimento, attraverso le figure di Orsola, Carpaccio, della principessa di Selene, inseparabile compagna di San Giorgio, Tintoretto. Si discuterà delle strategie figurative messe in opera da alcuni dei del tempo per designare la figura femminile quale possibile co-protagonista nell'attuazione del più ambizioso progetto di riscatto dell'umanità. Quindi un tema interessantissimo, fittissimo. La prossima conferenza che appunto vi propone questo programma è Paolo De Lorenzi su Alessandro Longhi, sarà il 14 dicembre, sempre alla stessa ora, e vi aspettiamo. Grazie a tutti, do la parola a Valentina Sapienza. Grazie. Mi smaschero. Allora, intanto grazie di cuore a Giulio per questa presentazione, volentieri, e ringrazio le gallerie dell'Accademia che ci accolgono per questo progetto che insomma ci sta molto a cuore, all'Università Ca' Foscari, al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, credo stia altrettanto a cuore alle gallerie dell'Accademia, quindi siamo veramente riconoscenti per questa accoglienza, e ringrazio in particolare tutti i funzionari delle gallerie, anche Michele Nicolaci, Roberta Battaglia e molti altri che stanno lavorando per far sì che tutto questo funzioni al meglio. Io oggi vorrei presentarvi un tema, è un po' un azzardo, perché in realtà non è un lavoro finito, o meglio una parte di questo lavoro non è finito, però ci tengo molto a dire qualcosa di nuovo e quindi ho voluto lanciarmi in questa presentazione.
addentrarci nel cuore dell'argomento che vorrei trattare, cioè appunto, come ha ricordato Giulio, alcune protagoniste femminili della pittura di Carpaccio e di Tintoretto, mi pare opportuno fare un piccolo preambolo per cercare di raccontarvi da dove nasce questa mia esigenza di guardare alle opere d'arte forse da una prospettiva un po' diversa rispetto a quella che siamo abituati a praticare. Una prospettiva in cui al centro non c'è soltanto il pittore, neppure soltanto il committente, e rivoluziono me stessa neppure soltanto il contesto, ma soprattutto c'è ciò che si vede o in qualche modo si intravede e ci obbliga a interrogare le opere appunto in una direzione un po' diversa da quella a cui tradizionalmente siamo abituati. La storia che vorrei raccontarvi è una storia che può sembrare in un certo senso datata e comincia, tanto per fissare una data, perché in realtà potrebbe cominciare ancora molto tempo prima, ma comincia, per quanto riguarda la mia ricerca, nel 1994, quando in occasione del convegno organizzato per le celebrazioni dei 400 anni della morte di Jacopo Tintoretto, Elena Filippi dedica alle donne di Tintoretto un saggio estremamente interessante. E Elena Filippi definisce nel suo poi saggio, che verrà pubblicato nel volume degli Atti, le donne di Tintoretto come un tema impraticato. Eppure dice è evidente che queste figure femminili hanno così una prestanza, un tale livello di protagonismo che non possiamo non accorgerci della loro presenza. E sostiene anche che le tracce vengono proprio dalle opere, cioè in sostanza da quelle evidenze figurative che dovrebbero interessare per primi proprio gli storici dell'arte, perché non v'è documento più importante per gli storici dell'arte del dato iconografico. Ora, Elena Filippi, chiaramente all'epoca siamo nel 1994, non è che gli studi su Tintoretto fossero poi così tanto fiorenti, però intuisce qualcosa e scrive che dare attenzione a questo aspetto dell'opera di Tintoretto potrebbe essere un mezzo per riuscire a capire, o quantomeno a intuire, come Jacopo si ponesse di fronte all'emergenza femminile nel contesto del travagliato passaggio della riforma a Venezia e più in generale quale fosse la sua posizione nei confronti di tali turbamenti religiosi. Ora è chiaro che le donne di Tintoretto hanno poi un tratto comune che la studiosa evidenzia molto bene, e cioè il fatto che incarnano, secondo lei, l'invasione del quotidiano nel discorso per immagini, quindi di un modello virtuoso, più credibile, anche più accessibile, quindi più vicino ai fedeli, e innanzitutto alle fedeli, che secondo la studiosa poteva anche essere il frutto di una così ampia campagna di predicazione condotta ad esempio dai gesuiti ma anche dai teatini, che stimolava una partecipazione più sollecita e immediata al mistero religioso. Queste sono le conclusioni provvisorie a cui giunge appunto Elena Filippi nel 1994. Da allora in poi sono accadute tante cose e negli ultimi 15 anni appunto gli studi su Tintoretto sono diventati decisamente molto più ampi e una parte di questi studi si sono appunto incentrati proprio sulla figura femminile in questo pittore. Cosa piuttosto strana, questi studi hanno suscitato delle reazioni contraddittorie che in un certo senso potremmo definire sospese tra, nei casi migliori, il riconoscimento della serietà con cui appunto questi studi sono stati condotti, d'altro canto hanno destato anche un certo scetticismo, tanto che si è potuto in molti casi addirittura scavalcarli se non proprio ignorarli. Alcuni di questi contributi, a cui mio malgrado ho dato un certo impulso, ipotizzano il coinvolgimento del pittore in una temperie culturale ben precisa, complice la cultura ebraica, quella cabalistica e anche il dibattito cinquecentesco, ampiamente attestato dalle fonti sull'eccellenza del sesso femminile, la donna, nell'immaginario figurativo di Tintoretto, non personifica più soltanto l'erede della peccaminosa Eva
o nella prospettiva più ottimistica, la passiva corredentrice Maria, senza corpo e senza sesso, per dirla come diceva appunto Rona Goffen, ma una figura determinante nel processo di riscatto dell'umanità. Ora, queste sono delle conclusioni parziali a cui sono giunta dopo tanti anni di studio, però ora mi è venuto in un certo senso il sospetto che questa storia sia cominciata ancora tanti anni prima. E così, cioè, quello che voglio dire è che se è vero che in Tintoretto, ma forse già anche in parte in Tiziano, l'emergenza della figura femminile è a dir poco così evidente, credo che si tratti di un percorso che ha in qualche modo condizionato poi gli sviluppi della pittura cinquecentesca o tardo-cinquecentesca, un percorso in cui appunto questa emergenza diventa poi una evidenza, come è il caso dell'opera di Tintoretto. Ora, sostenere questa cosa è molto impegnativo, perché come sapete la cultura rinascimentale è una cultura che ha una forte impronta misogina. Okay? La donna ha un destino in qualche modo segnato, quasi marcato da passaggi biologicamente e culturalmente determinati, e prima figlia, poi moglie, poi madre e poi infine vedova. Quindi il suo percorso si esaurisce appunto, chiaramente stiamo parlando della stragrande maggioranza dei casi, poi anche qui ci sono le emergenze, però di fatto culturalmente la donna subisce questo destino, tanto che addirittura negli anni 70 una studiosa molto importante che si chiama Joan Kelly ha scritto un articolo interessantissimo, sebbene molto poi così contrastato, che si intitolava Did Women Have a Renaissance? Cioè davvero le donne hanno avuto un rinascimento, proprio perché appunto l'impronta della cultura misogina rinascimentale è estremamente forte. Allora, se ipotizziamo appunto questa emergenza della figura femminile nell'opera di Tintoretto e certamente anche di altri pittori, come dicevo, non credo si possa immaginare un'esplosione improvvisa, deve esserci un percorso, e mi è venuta in mente chiaramente un'altra grande protagonista femminile, la figura di Ursula, principessa cristiana, originaria di Bretagna, promessa in sposa a Ereo o Etereo, figlio di un re pagano inglese. A questa eroina, martire e santa, Carpaccio, come è noto, dedica un celebre ciclo di teleri realizzati per l'omonima scuola tra il 1490 e il 1495, con alcuni strascichi certamente fino al 1498, almeno questa è la datazione più, a cui aderisce maggiormente la critica, soprattutto per quanto riguarda il tema dei teleri, il gruppo dei teleri cosiddetti delle ambascine. Come tutti sapete si trova alle Gallerie dell'Accademia, spero che abbiate avuto occasione di rivederlo di recente dopo il prodigioso restauro di cui è stato protagonista, grazie anche al generoso contributo di Save Venice, a una campagna di indagini molto puntuali che ha preceduto il restauro, condotta dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma, e poi dal laboratorio scientifico delle Gallerie dell'Accademia, e aspettiamo con ansia del resto il volume sui risultati di questo meraviglioso restauro. Il ciclo, abbiamo detto, consta di 9 teleri che si trovavano nella sede della confraternita, la scuola di devozione dedicata a Sant'Orsola. Le prime notizie documentarie su questo sodalizio sono risalenti all'incirca al 1300. Se del sodalizio sappiamo molte cose, poche cose sappiamo a livello documentario in realtà dell'impresa carpaccesca. Per quanto riguarda il sodalizio, possiamo situare la sua fondazione nell'anno proprio 1300, in origine ha la sua sede all'interno della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, presso una cappella, e poi grazie a un lascito cospicuo di un mercante che si chiama Giovanni Pollini, nel 1318 viene fondata questa scuola, e quindi in sostanza il sodalizio si stacca certamente soltanto parzialmente dai domenicani e ha una sede propria. L'edificio chiaramente è quello
non ha assolutamente l'aspetto che doveva avere al tempo in cui Carpaccio lo decorò con la sua magnifica serie di teleri. Era probabilmente preceduto da un portico, constava di 2 ambienti principali, uno al pian terreno, una sorta di oratorio in cui appunto trovava sede il ciclo di Carpaccio, e poi c'era un piano superiore in cui aveva sede probabilmente la sala dell'albergo. È un edificio che ha subito vari rimaneggiamenti già nel corso del Cinquecento, ma soprattutto nel Seicento, quindi chiaramente è difficile ricostruire esattamente quale fosse la disposizione del ciclo, e del resto è un tentativo che è stato fatto dagli studiosi. Intanto vorrei ricordare che l'unica informazione documentaria che possediamo sull'impresa di Carpaccio riguarda il fatto che nel 1488, quindi a ridosso della data 1490, che viene comunemente intercettata come la data di inizio della campagna pittorica, i confratelli si tassano. È una pratica molto comune nei sodalizi veneziani proprio per finanziare questa impresa. Dopodiché, appunto, attraverso una serie di studi, moltissimi a dire la verità, si sono affrontati vari argomenti che riguardano il ciclo di Sant'Orsola. Ad esempio, come ricordavo, la disposizione ipotetica del ciclo attraverso lo studio delle ombre presenti nei vari teleri, e su questo aspetto certamente i restauri avranno dato ulteriori elementi su cui ragionare. Si è studiato poi moltissimo il contesto, naturalmente, in cui questo ciclo vide la luce, e mi piace ricordare in particolare appunto il fatto che in realtà questa storia pare essere l'occasione per raccontare anche un po' la storia che riguardava Venezia in prima istanza, perché il massacro delle Vergini di Orsola, lo vedremo chiaramente percorrendo poi le vicende di questa eroina, in realtà rinvia naturalmente alla minaccia turca che imperversava sul Mediterraneo in quella contingenza storica, e addirittura sono state rintracciate tutta una serie di incunaboli e pubblicazioni importanti, opere antiche a stampa, in cui c'è proprio un'equivalenza stabilita proprio dalla cultura del tempo tra gli Unni di Attila e i turchi, che appunto massacravano di consueto le donne, ed era addirittura una delle caratteristiche più feroci di questo popolo guerriero. A questi temi, appunto, per esempio Augusto Gentili ha dedicato un importante volume molto bello anche da leggere, che si intitola Le storie di Carpaccio, per cui io non voglio assolutamente occuparmi di questi temi. In realtà vorrei occuparmi di un altro tema nello specifico, ma per fare questo ho bisogno di ricostruire un po' insieme a voi le fonti su cui questo ciclo si basa, quindi riprendere le fila un po' della storia di Orsola e poi dedicarmi in particolare a uno degli episodi di questo ciclo che, sebbene sia stato celebrato perfino da Racine come uno così delle più straordinarie invenzioni di Carpaccio, forse necessita ancora di ulteriore attenzione da parte della storia dell'arte. Allora, per riprendere la storia di Orsola, siccome, come si sa, i pittori non inventano storie, le storie sono scritte sulle fonti, allora è necessario proprio andare a indagare quali sono le fonti a cui evidentemente il pittore ha potuto attingere. Naturalmente la fonte di riferimento per Orsola, come per la maggior parte delle imprese decorative di Carpaccio, che siano situate appunto alla scuola di Sant'Orsola piuttosto che alla scuola di San Giorgio degli Schiavoni, è senza ombra di dubbio la Legenda Aurea di Jacopo da Voragine, probabilmente nel celebre volgarizzamento di Niccolò Manerbi. Questa fonte a sua volta si basa su 2 passio più antiche, una intitolata Fu il tempore per Vetusto, che risale alla fine del X secolo, e l'altra successiva dell'XI secolo, Regnante Domino. Qual è la storia di Orsola? Orsola è una principessa cristiana, figlia del re bretone noto Mauro, è una fanciulla che brillava per contegno, sapienza e bellezza. Il re d'Inghilterra, pagano e gran prepotente, vuole che Orsola divenga moglie di suo figlio Etereo.
A questo punto invia una serie di ambascerie presso la corte di Britannia, promettendo grandi doni nel caso in cui appunto la sua richiesta fosse stata soddisfatta, ma al contempo minacciando di guerra nel caso in cui Orsola, al contrario, avesse rifiutato, il padre di Orsola piuttosto, avesse rifiutato di concedere la mano della principessa a suo figlio. A questo punto il nostro protagonista maschile, il primo dei protagonisti maschili, è piuttosto insomma, apprensivo rispetto al da farsi, perché sa benissimo che Orsola non avrebbe poi così voglia di diventare la moglie di un principe pagano. D'altro canto fu proprio lei, proprio Orsola, a convincere il padre e ad accettare affinché accettasse la proposta di matrimonio. E le fonti ci raccontano che, ispirata da Dio, quindi Orsola riuscì a far leva sul padre, a convincerlo, accettò dunque la proposta, purché fossero rispettate alcune condizioni. Intanto desiderava dedicare 3 anni della propria verginità alla propria verginità, quindi attendere questi 3 anni. Successivamente pretendeva che il principe pagano si convertisse al cristianesimo e quindi ricevesse il battesimo, e poi voleva essere accompagnata da una serie di vergini. La faccenda è piuttosto complicata, perché insomma vuole 10 vergini sceltissime per esserle di compagnia e consolazione, assegnando 1000 vergini a lei e a ciascuna delle altre. Ecco così che si la truppa all'esercito delle 11.000 vergini di Orsola. Uno dei passi più curiosi della leggenda, dal mio punto di vista, a cui stranamente non si è fatto caso, almeno così che io sappia, è il cosiddetto raduno delle vergini, e poi degli uomini, perché non ci sono soltanto le vergini, che accorrono da ogni parte del mondo per poter accompagnare Orsola durante il suo cammino, anche perché a un certo punto fanno tappa a Roma per un importante pellegrinaggio. E allora ho voluto portare la leggenda aurea per leggere un passaggio insieme a voi, perché i libri vanno usati, non soltanto guardati attraverso le riproduzioni PDF. Così faccio un po' la professoressa, perdonatemi, è una distorsione professionale. Ecco, vi leggo questo passo. Cominciano così i preparativi di guerra. Scusatemi, ho saltato un pezzettino. La regina, preparate le navi e le vettovaglie, rivela alle vergini e ai soldati che le accompagnavano la natura del progetto, e tutti prestano giuramento a questa sinora mai vista spedizione militare. Cominciano così i preparativi di guerra, si spostano in avanti e indietro, come in guerra. Molti simulano una fuga, insomma, non lasciano nessun tipo di esercizio bellico che venisse loro in mente di preparare. Quindi c'è, come vedete, all'interno della leggenda stessa una sorta di associazione tra la preparazione di questo gruppo di vergini, che in realtà si alzava a compiere un pellegrinaggio per poi raggiungere appunto l'Inghilterra, e la preparazione di un esercito. Sembra quasi che si compongano le falangi, si realizzino esercizi militari, ed è un fatto, dal mio punto di vista, piuttosto curioso. La leggenda continua. Una volta che Orsola ebbe convertito tutte le fanciulle, salpano a questo punto per una cittadina della Francia, la cittadina di Thiel, e poi giungono a Colonia, dove, recita la fonte, l'angelo del Signore le apparve annunciandole che qui lei e la sua compagnia avrebbero ricevuto la corona del martirio. Poi le fece segno di prendere la strada per Roma. Ecco qui che inizia la storia del pellegrinaggio. Io ho consultato anche l'edizione coeva, quella di Niccolò Manerbi. Tutto bene? Sì. In cui chiaramente con un linguaggio un po' diverso, certamente non quello della edizione contemporanea, però insomma l'adesione alla fonte è assolutamente rispettata. Vi mostro anche il telero con il pellegrinaggio di Orsola a Roma, quando appunto Orsola giunge nei pressi di Roma, incontra Papa Ciriaco, viene ricevuta con grande onore insieme al suo consorte che nel frattempo l'ha raggiunta.
E qui accade un'altra cosa molto importante. Durante la notte, tenete a mente questo passo, il Papa ricevette la rivelazione. Anche lui avrebbe ricevuto la palma del martirio insieme alle vergini. L'indomani a questo punto battezza nuovamente tutte le vergini per non tralasciare alcun non battezzato, e si parte nuovamente alla volta di un nuovo viaggio. Questa volta Orsola dovrà raggiungere naturalmente l'Inghilterra. Tuttavia le cose non vanno assolutamente così, perché arrivata nei pressi di Colonia accade ciò che in qualche modo non può non accadere nella storia di Orsola, cioè Orsola e il corteo delle 11.000 vergini insieme a Papa Ciriaco e la scorta dei vescovi e degli altri valenti uomini che li accompagnavano viene sorpresa dagli Unni e vengono così tutti quanti trucidati in una violenza assolutamente senza precedenti. La vicenda storicamente viene situata paradossalmente in due momenti diversi, è proprio una postilla della leggenda aurea, si parla di 238, poi in realtà Jacopo da Varagine corregge e dice piuttosto che questa vicenda sarà da situarsi nel V secolo, nel 452, quando appunto ai tempi dell'imperatore Marciano i Goti e gli Unni così percorrevano l'Europa con tutta la loro ferocia. E ora questa vicenda chiaramente fa di Orsola, mi viene quasi da dire, una sorta di soldato di Cristo, anche per come viene raccontata la preparazione dell'esercito delle vergini, questo tema della guerra, della battaglia e poi appunto il martirio che incontra in terra di Colonia. Ma il tema che più ha sollecitato la mia attenzione, riguardando questo ciclo dopo tanti anni che insomma lo studio e lo tratto anche durante i miei corsi, è proprio il tema del sogno di Orsola. Perché osservando questo dipinto, che per fortuna oggi possiamo vedere in una veste molto diversa da quella che aveva qualche tempo fa, grazie appunto a questo prodigioso restauro, io così mi sono chiesta quale fosse in qualche modo la tradizione iconografica che avesse dato luogo a questa strepitosa invenzione di Carpaccio, e indagando ancora, vi confesso piuttosto superficialmente, una ricerca che devo ancora continuare senza ombra di dubbio, intanto mi sono resa conto che certamente il precedente più importante per il nostro pittore sarà stato il ciclo arcinoto di Tommaso da Modena, custodito al Museo di Treviso. È un ciclo notissimo su cui non ho intenzione di dire molto, se non che fu eseguito tra il 1355 e il 1358 per la chiesa di Santa Margherita appunto in Treviso, chiesa che fu distrutta alla fine dell'Ottocento. Fu proprio durante la distruzione di questa chiesa che sotto l'intonaco, per fortuna, qualcuno intercettò un brano degli affreschi, e così gli affreschi furono staccati e poi vennero sistemati all'interno della chiesa di Santa Caterina nel percorso dei civici musei di Treviso. È un ciclo molto imponente che consta di moltissimi episodi, sono 15 in totale, a cui tuttavia bisognerà precisare appartengono anche una serie di figure singole, non sono soltanto storie di Orsola, è anche una pala con la Vergine con il bambino. Però la cosa che molto, insomma, devo dire che mi ha fatto un certo effetto è che questo ciclo, che è senza ombra di dubbio uno dei precedenti iconografici più noti e più importanti per Carpaccio, il sogno di Sant'Orsola non c'è. Più interessante per il nostro discorso invece è questo paliotto con storie di Sant'Orsola che si trova in una collezione privata a Firenze e già presso la raccolta Chierois di Parigi, dove lo vide per la prima volta Longhi, che lo attribuì addirittura a Paolo Veneziano. In realtà oggi la critica tende a riconoscervi piuttosto la maniera di Paolo Veneziano. Si tratta di un paliotto databile, anche questo alla prima metà del 300, probabilmente intorno al 1330 circa, dove abbiamo una serie di episodi, tra cui quello che vi ho ingrandito, mi scuso per la fotografia in bianco e nero, ma non solo la fotografia, insomma la slide come si dice oggi in bianco e nero, ma non sono riuscita a reperire un'immagine a colori. È interessante perché appunto qui abbiamo
una Orsola addormentata, la presenza quindi della santa che dorme e sogna, tuttavia con una serie di variazioni rispetto all'opera di Carpaccio che varrà la pena di notare. Intanto il momento del sogno di Orsola nel Paliotto attribuito alla maniera di Paolo Veneziano non è certamente quello scelto da Carpaccio, perché come vedete sono affiancate due scene. A sinistra c'è Orsola che riposa appunto su una sorta di piedistallo in un edificio che sembra evocare piuttosto l'interno di una chiesa che non di certo la sua camera da letto, e tra l'altro ad apparirle in sogno, visto che Orsola sta dormendo, non è l'angelo del Signore, è al contrario la Vergine, quindi c'è questa sinergia diciamo al femminile, e però la cosa più importante ancora per il nostro discorso è che il sogno di Orsola non riguarda appunto il momento del martirio, cioè non è la rivelazione del martirio, ma riguarda invece la famosa accettazione del matrimonio, perché nella scena immediatamente successiva noi abbiamo Orsola in colloquio con il padre, che come nella scena che abbiamo visto in esordio di Carpaccio sta enumerando le condizioni che intende porre a quest'unione in un certo quasi naturale con un principe pagano. Quindi ecco, questi sono due elementi che bisognerà tenere a mente. C'è un altro precedente che ho voluto menzionare, che vi mostro in questa pessima riproduzione a colori e forse qui più leggibile in una riproduzione in bianco e nero. Siamo sempre all'incirca alla metà del 300. Questo è un dipinto murale attribuito al cosiddetto maestro di Sant'Orsola di Vico di Cadore, un ciclo appunto di pitture murali con le storie di Sant'Orsola di cui non si sa quasi nulla, al di là del fatto che appunto dovrebbe situarsi all'incirca alla metà del 300, e anche qui non c'è il sogno di Sant'Orsola, c'è un'apparizione dell'angelo a Orsola, e peraltro nello stesso identico momento in cui l'abbiamo vista nel Paliotto attribuito alla maniera di Paolo Veneziano. Quindi il momento che precede l'accettazione del matrimonio a opera appunto di Orsola e del padre. Se valichiamo le Alpi e ci interessiamo a quello che succede nel luogo che poi più celebrò in qualche modo Orsola, perché chiaramente essendo il martirio giunto a Colonia è chiaro che il culto di Sant'Orsola si è diffuso moltissimo soprattutto nel nord della Germania e poi chiaramente nelle Fiandre, e quindi ho voluto anche dare un'occhiata a che cosa succede in queste zone a livello pittorico in un momento temporale che doveva essere utile anche al nostro Carpaccio. Sapete che c'è questo celebre reliquiario attribuito a Hans Memling, anzi di Hans Memling, questo non è attribuito a proprio suo, firmato, datato 1489 per l'ospedale di San Giovanni a Bruges. Non c'è, ve lo mostro su ambo i lati. Il sogno di Sant'Orsola non compare neppure in un ciclo attribuito a un anonimo pittore fiammingo attivo nell'ultimo quarto del XV secolo, chiamato Maestro della leggenda di Sant'Orsola di Bruges, e custodito presso il Groninger Museum di Bruges per l'appunto, da non confondersi invece con un altro maestro di Sant'Orsola. Ce ne sono moltissimi, sono tutti questi anonimi su cui non si sa assolutamente niente, ed è forse un unico caso in cui ho rintracciato una certa familiarità rispetto appunto al sogno di Carpaccio, ma qui abbiamo due problemi, perché intanto, come vi dicevo, di questo pittore chiamato anche egli maestro di Sant'Orsola di Colonia, perché questo dipinto si trova a Colonia insieme a una serie di altri, fa parte anche questo di un ciclo, non soltanto non sappiamo nulla, ma non sappiamo neanche quando fu eseguito, e potrebbe essere stato eseguito anche qualche anno dopo rispetto all'opera di Carpaccio. E in ogni caso siamo nella stessa situazione di prima, cioè qui abbiamo la principessa che giace sul suo letto, ma è sveglissima, ha la corona in testa, sta dialogando con l'angelo, il quale ancora una volta
compie il gesto del cosiddetto computo, cioè enumera le condizioni affinché Orsola possa accettare il matrimonio. Quindi, a prescindere dalla difficoltà oggettiva per Carpaccio, come dire, informato di questa particolare versione del sogno di Orsola, o meglio, dell'apparizione angelica a Orsola, di fatto neanche questo può costituire un precedente utile per il nostro lettore. E allora torniamo un momento al dipinto di Carpaccio, che ora possiamo guardare proprio da vicino, anche apprezzarne tutta una serie di dettagli che finché il dipinto non è stato restaurato erano, potremmo dire in un certo senso, anche abbastanza invisibili. Non è che adesso nella mia mente abbiano acquistato una chiarezza totale, bisognerà lavorarci con molta calma e con molta devozione per l'appunto, però possiamo ragionare su una serie di cose importanti e chiaramente i dettagli sono molti. Orsola sta evidentemente dormendo, non soltanto perché ha le palpebre chiuse, ma anche perché ha addirittura la mano posata sotto il mento nel gesto del melanconico, che è appunto quello che nell'attitudine del melanconico, che è quella che restituisce proprio la dimensione del sonno e del sogno, dell'ispirazione. È stato scoperto poi questa magnifica iscrizione nella quella sorta di nappa che decora il cuscino di Orsola, dove si legge infanzia. Questo è un elemento molto interessante su cui non ho un'interpretazione definitiva, quindi per piacere non chiedetemela. Poi sono emersi tutta una serie di altri dettagli molto interessanti, o meglio, non è che prima non si vedessero, però adesso acquistano un corpo naturalmente diverso. La corona che Orsola dismette, che posa ai piedi del letto, che è un elemento importante, perché poi ci ragioneremo anche a partire da un altro dipinto, questa volta di Tintoretto, le sue scarpe poggiate proprio ai piedi del letto, e poi questo dettaglio importantissimo dello studiolo. Lo studiolo pieno di libri aperti, libri chiusi, c'è il calamo, il calamaio, c'è l'astuccio, c'è la clessidra, insomma è proprio lo studioso di un umanista. Non è soltanto un mucchio di libri, non sono soltanto libri da preghiera, c'è un luogo in cui evidentemente Orsola legge e scrive. Ancora molti altri dettagli sarebbero da studiare, da interpretare con grande attenzione. Sul muro a sinistra è evidente che abbiamo a che fare con un'immagine devozionale che si trova appunto appesa al muro con tanto di candela. Si intravede una macchia blu che probabilmente è il manto di una vergine, quindi è possibile che questa immagine rappresenti una Madonna, però in realtà non sappiamo esattamente di cosa si tratta. E poi sullo sfondo, come vedete, ci sono questi due vasi, meravigliosi vasi di ceramica che ospitano due piante direi abbastanza significative, che sono state identificate come il mirto e il garofano, su cui magari poi cercheremo di dire qualcosa. Poi ci sono queste curiose statuine che decorano la stanza, che sono state interpretate una come Ercole e l'altra come una Venere pudica, ma anche qui io ho alcune perplessità, perché la figura maschile, almeno per quel che vedo io, avrei voluto passare a guardare ancora più da vicino, perché non sempre la riproduzione, anzi quasi mai la riproduzione rende giustizia poi al rapporto privilegiato che si ha col dipinto. Però insomma questa figura maschile è piuttosto curiosa, ha quest'otre molto, molto ingombrante che porta sulle spalle. C'è effettivamente questa sorta di oggetto che è difficile da leggere e che scende lungo il corpo della figura maschile, sembra quasi una coda, ma da cui immagino si è pensato alla pelle del leone di Nemea e quindi la figura di Ercole. Tuttavia le gambe hanno una terminazione piuttosto sospetta, non sono certa che si possa trattare di Ercole. E poi c'è sul lato invece sinistro della stanza, sul lato destro della stanza, questa figura femminile molto bella che potrebbe essere Venere effettivamente, sebbene
mi sono chiesta, questa è una cosa magari di cui potremo discutere alla fine dell'incontro, se questa sorta di strano basamento su cui poggia non voglia rievocare piuttosto la conchiglia e quindi la nascita di Venere piuttosto che una semplice Venere pudica. Non so, è una cosa su cui varrà la pena comunque di continuare a indagare per cercare anche di comprendere l'insieme di questi segni che evidentemente hanno un funzionamento all'unisono, non possono essere scissi, devono dirci qualcosa tutti insieme. Ma al di là di questi dettagli che necessiteranno certamente di essere studiati, interpretati con grande forza, io sono abbastanza convinta del fatto che Carpaccio ha compiuto un'invenzione straordinaria, realizzando quella che potremmo chiamare quasi una traslitterazione, cioè attribuendo quel sogno che nella tradizione nella tradizione figurativa e anche semplicemente nella tradizione culturale è il sogno degli uomini, è il sogno di Costantino, o ancora è il sogno di Papa Ciriaco, perché come vi dicevo in Tommaso da Modena c'è un sogno, ma non riguarda Orsola, riguarda proprio Papa Ciriaco, a cui disteso nel letto effettivamente l'angelo appare e preannuncia il martirio. Ebbene, io sono abbastanza convinta che Carpaccio sposta la questione attribuendo proprio a Orsola il sogno che era stato di Ciriaco e che era di Ciriaco anche nella fonte, perché avete visto, abbiamo letto insieme che soltanto Ciriaco di notte viene ispirato, di notte appunto assiste all'apparizione angelica, mentre per Orsola si parla di una generica ispirazione senza poi appunto situarla in un momento preciso. Quindi mi sono chiesta, questo è insomma un tema di ricerca, non è assolutamente una conclusione, se Carpaccio non rilegga in un certo senso la storia di Orsola, rendendola unica e assoluta protagonista di questo riscatto al femminile e attribuendole quindi quella storia che era stata grande dominio degli uomini. Ecco, e con questo ho finito la prima parte della mia conferenza. Ci spostiamo di epoca e di contesto per parlare di un'altra donna importante che così mi ha occupato per lunghe ricerche in passato e che appunto oggi ho voluto associare a Orsola perché appunto credo che ci sia in un certo senso un filo comune, un destino comune che si disegna nel corso dei decenni. Mi riferisco naturalmente alla principessa a cavallo del drago, del celebre dipinto di Jacopo Tintoretto con San Giorgio, Sant'Alvise e appunto la principessa, un dipinto che già all'epoca della sua realizzazione, siamo nei primi anni 50, intorno al 1552-53, ha destato non pochi problemi perché perfino i contemporanei di Tintoretto non capirono bene che cosa rappresentasse questo dipinto e così Ludovico Dolci, che di pittura capiva più di qualcosa, nel suo dialogo della pittura fa in un certo senso confusione perché legge questa figura femminile come una Santa Margherita. Questo dipinto è stato realizzato, è importante dirlo, per i magistrati del Sale Zordi di Francesco Venier e Alvise di Niccolò Foscarini, che come tutti i magistrati del Sale, che occupavano, sapete, gli uffici a Rialto, commissionavano ai pittori, per ricordare il loro mandato, determinate opere. Era un cantiere praticamente quasi tutto nelle mani di Bonifacio De Pitati all'epoca e qui negli anni 50 abbiamo questo salto, diciamo, di Tintoretto che riesce a incavallarsi una commissione autonoma dopo aver probabilmente collaborato insieme a Bonifacio De Pitati per un certo periodo di tempo. Ecco, qui abbiamo problema, nel senso che se già i contemporanei di Tintoretto e perfino coloro che certamente ebbero l'opportunità di conoscerlo malinterpretano la figura della principessa a cavallo del drago, dobbiamo capire cosa succede all'interno di questa invenzione. Perché di fatto questa figura femminile non
non ha assolutamente alcuna comunanza con la tradizione iconografica tipica di Santa Margherita. È vero che esiste una miniatura rintracciata da Marcel Grosso in un codice della Biblioteca Marciana in cui abbiamo una Margherita non a cavallo del drago, ma seduta sul drago, che è una cosa un po' diversa. Vedete che ha le gambe unite, nel caso di Tintoretto invece la principessa proprio cavalca il drago, non vi è assolutamente alcun dubbio, ma Margherita di solito non cavalca il drago. Margherita esce dalle fauci del drago o tutt'al più, come nel caso del dipinto di Tiziano realizzato per Filippo II, lo scavalca, ma non lo cavalca. Quindi insomma è importante notare questo scarto che è decisamente ancora una volta l'invenzione del pittore. Ora, ci sono però in questo dipinto molti altri dettagli su cui dovremmo attardarci. Questo dipinto infatti è un dipinto fatto di sguardi, o meglio, in cui lo sguardo ha un ruolo assolutamente preminente e questi sguardi non sono tutti uguali. Abbiamo Giorgio, l'eroe cristiano, quello che perciò dovrebbe vederci meglio di tutti, che ha gli occhi letteralmente avvolti dall'oscurità, sono neri, cioè quasi coperti da una volpe nera, e più che guardare questi occhi sembrano socchiusi. In ogni caso l'eroe cristiano ha il capo rivolto verso il basso e quindi se qualcosa sta guardando di sicuro la principessa che cavalca appunto il drago. Abbiamo poi l'altro protagonista del dipinto che è Sant'Albise. Non vi ho detto, ma l'avrete capito da soli, che Giorgio e Albise sono naturalmente i santi eponimi dei committenti del dipinto, che abbiamo detto si chiamano appunto Zorzi e Albise. Ecco, Albise anche lui, elegantissimo, ha il capo inchinato, anche i suoi occhi, sebbene non avvolti in questa volpe nera come abbiamo visto il caso di Giorgio, sono comunque socchiusi. Anche lui ha il capo abbassato e sta guardando evidentemente ai suoi piedi, sta guardando forse la freccia, anzi la lancia spezzata che ha trafitto in parte il capo del drago su cui è appunto a cavallo la principessa. È un dettaglio importante, ci torneremo sulla fine. E poi c'è lei, la principessa. La principessa è una compagna quasi inseparabile di Giorgio. Sapete, la leggenda di San Giorgio non credo di dovervela raccontare, penso che la conosciamo davvero tutti, ma è importante ricordare che a un certo punto nella leggenda aurea, quando l'eroe cristiano ha ferito questo drago che infestava appunto la città libica di Selene, chiede alla principessa di togliersi la cintura che decide la vita, che è un simbolo di verginità, per avvolgerla intorno al collo del drago e portare il drago in processione fino alla città, affinché se i sereniti avessero acconsentito a battezzarsi tutti e quindi ad aderire alla religione cristiana, a quel punto Giorgio avrebbe ucciso il drago. Questa è la versione della leggenda aurea. In questo caso non soltanto la principessa si è tolta la cintura e l'ha legata a mo' di appunto redini intorno al capo del drago, ma addirittura si è messa a cavallo dell'animale. La principessa guarda, non soltanto guarda, ha il volto completamente illuminato da questo astuto gioco per cui la sua testa viene a collocarsi esattamente sul corpo bianco del destriero dietro Giorgio. Sta guardando cosa? Sta guardando la sua immagine riflessa sull'armatura di Giorgio. Penso che la vediate tutti quanti. Un'immagine riflessa tuttavia un po' particolare, perché nel riflesso la principessa ha perso alcuni dei suoi attributi.
non ha più la corona, vi ricordate la corona di Orsola posata ai piedi del letto, non ha più neanche le perle. Quindi è un'immagine priva delle insegne del lusso e anche del potere. C'è un altro protagonista molto importante della storia, che è appunto il nostro drago, che diciamo non è stato mai attentamente osservato. Perché è importante questo protagonista? Perché questo drago è l'unico che rivolge lo sguardo allo spettatore. Nonostante la lancia gli abbia trafitto il capo, è più che vivo, tanto che Tintoretto così lo rivitalizza attraverso questi colpi di biacca che fanno brillare proprio le sue pupille, che sono rivolte intensamente allo spettatore. Vi assicuro che ci guarda, potete andare a constatare di persona. E poi c'è quest'altro elemento molto interessante: non soltanto l'animale è l'unico che ci guarda, ma posa la zampa palmata sugli stemmi dei nostri committenti, ed è un altro elemento che non è che sta lì per caso. Allora, io ho fatto un'indagine su questi signori, perché sapete è difficile parlare così senza avere idea di chi siano poi questi personaggi, no? E ho scoperto, ho avuto la grande fortuna di rinvenire una serie di documenti su questi personaggi, individuando i loro testamenti, quindi accettando anche la data di morte, riuscendo in qualche modo a precisare ulteriormente la cronologia del dipinto. E allora cercherò molto brevemente, perché non voglio annoiarmi, mi piacerebbe anche poi che ci fosse uno scambio tra di noi alla fine dell'incontro. Ecco, per quanto riguarda il primo dei protagonisti, Zorzi di Francesco Venier, appartiene allo stesso ramo della famiglia del futuro doge Sebastiano Venier. Infatti non a caso menziona la sepoltura, o meglio la sua chiesa di San Giorgio Maggiore, ma è molto legato in realtà alla parrocchia di San Stae, a cui devolve un lascito importante per l'edificazione del campanile. Nella sua famiglia diciamo che il testamento dà prova del fatto che la sua unione matrimoniale, quindi il rapporto con la sua consorte, è molto solido, tanto che la nomina commissaria del testamento, e questa è un'informazione importante. E poi soprattutto attraverso il testamento scopriamo che Zorzi è un personaggio di una certa levatura culturale, perché possiede pietre preziose, gioielli, ma conosce anche la musica, che non è un fatto così scontato. Possiede anche un arpicordo e un liuto, quindi probabilmente suona anche la musica, e poi ha grandissima attenzione per gli studi, tanto che nel testamento menziona i nipoti, in particolare il nipote Marco, a cui intende pagare gli studi che sta appunto compiendo presso lo studium di Padova. Un'ultima informazione importante anche per il contesto: Zorzi, pur non appartenendo a alcuna scuola, vuole essere ammesso tra i confratelli della Scuola Grande di San Rocco, e questa è un'informazione che ci dice da dove viene probabilmente anche la scelta del pittore, no? È chiaro che nei primi anni 50 Tintoretto si era già ben insediato all'interno di San Rocco, e quindi forse la scelta del pittore non fu assolutamente casuale, con i fasci epitati appunto Tintoretto, forse così si giustifica anche meglio. Più interessante per il nostro discorso è la figura dell'altro committente, Albise di Niccolò Foscarini, che fa una serie di testamenti, anzi un testamento in vari codicilli, in cui io mi sono così imbattuta in una serie di, per me, anomalie. Io non ho studiato moltissimo i patrizi veneziani, piuttosto i cittadini mi stanno un po' più simpatici, però ecco, non è cosa poi così consueta, almeno mi sono confrontata anche con degli altri studiosi, trovare alcuni elementi che ho rinvenuto, che ho riscontrato in questo testamento. Intanto posso dirvi che è un personaggio ricchissimo, che ha un vero e proprio feudo. È infatti il proprietario dell'attuale villa Foscarini Erizzo a Ponte Longo, possiede anche, ha fatto edificare lui insieme alla sua famiglia la chiesa annessa, dedicata appunto a San Giovanni, e poi ha tre figlie a cui provvede di un lascito cospicuo. E la cosa che mi ha molto colpita, di cui vi dicevo prima, è il fatto che, contrariamente alla tradizione veneziana, questo lascito
non viene condizionato al matrimonio oppure al monacarsi, ma addirittura il nostro personaggio decide di dare assoluta libertà alle figlie. Le figlie potranno tanto scegliere di sposarsi o monacarsi, tanto scegliere di non sposarsi e non monacarsi, e tuttavia saranno economicamente al sicuro, quindi garantisce loro un'indipendenza, e vi assicuro che, almeno nella mia esperienza, non è un fatto poi così consueto e così scontato. Ma poi, insomma, studiando un po' di più mi sono accorta anche di un'altra cosa molto importante, cioè mi sono accorta del fatto che il nostro Foscarini ha un antenato molto importante, che è tra l'altro un omonimo del nostro personaggio. Si chiama anche lui Alvise Foscarini Senior, così lo distinguiamo dal nostro committente. È stato un personaggio straordinario, è un celebre giurista e statista veneziano, un uomo di straordinaria cultura, con tanto di dottorato in diritto, ha studiato lettere e filosofia, è stato cavaliere di San Marco a 2 riprese e tra l'altro ha coperto qualsiasi tipo di carica istituzionale, appunto le cariche più note del governo veneziano, ma anche ha avuto un ruolo fondamentale in una serie di ambascerie molto importanti per Venezia. E tra gli anni, chiaramente un antenato, quindi stiamo parlando di un secolo prima, siamo circa alla metà degli anni 50 del 400, stringe un'amicizia molto importante con una donna, un'umanista veneziana molto importante che si chiama Isotta Nogarola. E questa amicizia, che è un'amicizia assolutamente platonica e che si intrattiene per lo più, sembrerebbe, per via epistolare, a un certo punto sfocia in una vera e propria disputa intellettuale, intendo, su un tema molto interessante, che è quello della colpa nel peccato originale. E questo chiaramente ha un po' catturato la mia attenzione, perché i due si scrivono una fitta corrispondenza trattando proprio di questo argomento, e in questo scambio epistolare viene fuori come, secondo Isotta, che scrive appunto all'amico, Eva, in quanto creatura imperfetta, non può essere ritenuta responsabile al pari di Adamo, perché, dice Isotta, dove è meno giudizio, lì la perseveranza è più debole e il peccato minore. Quindi la donna merita maggiore clemenza per il suo errore, non è possibile addossarle la colpa della dannazione dell'umanità e bisogna trattarla con un certo rispetto. Adamo, al contrario, lui, che è stato creato all'immagine e somiglianza di Dio, era assolutamente in grado di distinguere il bene dal male, per cui se c'è qualcuno che bisognerebbe, come dire, di cui bisognerebbe sarebbe proprio Adamo, perché è proprio in possesso di quel grado di perfezione che Eva, al contrario, non possiede. E però Alvise risponde come avrebbe risposto un giurista, essendo lui un grande giurista, e cioè l'ignoranza non preserva la pena. Questo scambio continua in una corrispondenza veramente appassionante, che magari, se avete l'occasione, vi invito a leggere, davvero bellissima, e insomma alla fine Alvise cede, ma forse non tanto per questioni intellettuali, quanto perché almeno così racconta uno studioso inglese che ha appunto studiato con molta attenzione questa corrispondenza, quanto perché Alvise si lascia sedurre da questo sentimento potente che emerge in Isotta e che prende in considerazione lo stato d'animo d'Eva più che le questioni legate appunto alla disputa intellettuale di per sé. E quindi, insomma, alla fine il nostro Alvise cede. Tutto questo, insomma, per dire semplicemente che c'era un precedente a casa del nostro committente di Tintoretto, in cui evidentemente, che evidentemente fu anche di riferimento per la storia della famiglia. Possiamo immaginare che queste lettere, che ancora oggi esistono, siano rimaste, diciamo così, tra i beni di famiglia, e che forse il nostro Alvise Junior, che si chiamava come il nonno, magari le avrà anche lette. Quindi c'è una certa sensibilità
una sensibilità che riemerge del resto nel testamento in cui appunto lui accorda alle figlie una libertà incredibile rispetto al panorama culturale del tempo, no? E poi un'altra cosa che mi ha moltissimo stupito, io ho letto sia il testamento del nonno che quello del figlio, le formule, le frasi sono praticamente identiche, quindi sembra che ci sia proprio una sorta di imitazio da parte del nipote nel voler in qualche modo portare avanti quel modo di intendere il rapporto con la donna, no? Perché è proprio questo che poi emerge dalla disputa tra Alvise senior e Isotta Nogarola. Non si tratta tanto del peccato di Adamo ed Eva quanto appunto del rapporto uomo-donna. Quindi appunto c'è questa grande sensibilità che evidentemente fra i committenti di questo dipinto probabilmente condizionò in qualche modo anche la genesi così dell'invenzione di Tintoretto. Ecco, allora, ritornando alla nostra principessa, è fuori di dubbio che la figura di Tintoretto sia una figura positiva. È bella, bellissima, è vestita con abiti sontuosi, ha certo uno scollo vertiginoso mitigato poi però da queste perle che chiaramente evocano la sua assoluta castità. Si specchia, come farebbe Venere, nell'armatura di Giorgio e si specchia dove? Si specchia proprio su quella costola da cui la donna è stata generata. Questo lo so, forse mi sembrava un po' una forzatura, però io dopo aver letto la storia di Isotta e Alvise non ho potuto non farci caso, mi è sembrata insomma quantomeno una coincidenza perturbante, per dirla altrimenti, e soprattutto specchiandosi in quella costola da cui era stata generata imperfetta, in un certo senso si riscatta, cioè proprio la sua partecipazione attiva, il suo mettersi a cavallo del drago che fa di lei una figura positiva, ma c'è di più, perché non soltanto la donna, questa principessa, diventa un polo positivo di invenzione, attraverso questa sua azione io sono convinta del fatto che provochi anche quello che potremmo chiamare una sorta di slittamento semantico nel significato dell'animale stesso. Perché? Perché noi sappiamo tutti che chi dice drago a Venezia dice male e dice turco. Questo è un immaginario assolutamente comunemente costruito, ok? Costruito da una tradizione, costruito da un contesto che ancora occupava e non poco la Serenissima, eppure noi abbiamo visto che quest'animale ha due elementi che quantomeno ci interrogano sulla sua, così, forse non perfidia. C'è questo sguardo vivissimo che rivolge allo spettatore, ma ancora di più c'è questa zampa palmata, posata quasi a protezione degli stemmi dei due committenti. E ora, se questa cosa me la fossi inventata io, potrebbe essere anche una mia lettura personale, tuttavia, oltre all'idea del drago, simbolo del male, dell'infedele, del turco, eccetera, eccetera, c'è tutta un'altra tradizione classica importantissima, che peraltro circolava a Venezia attraverso, per esempio, il celebre volume di emblemi di Andrea Alciato, in cui il drago non è assolutamente una figura negativa. E questa idea, questa diciamo polisemia tipica peraltro di ogni simbolo ma anche di ogni metafora, è anche un elemento che rinvia a una tradizione assurdissima. Per esempio nell'emblema 42 appunto della raccolta dell'Alciato, l'emblema mette in scena una figura di Pallade con ai piedi, come vedete, una sorta di drago, e questo emblema si intitola Custodiendas Virgines, ok? Ora, l'immagine che qui Alciato rievoca è un'immagine notissima, perché prende spunto da una delle statue più
più note dell'antichità, che è l'Atena Parthenos di Filia, descritta appunto da Plinio e da tanti altri autori antichi, e che ai piedi appunto aveva anch'ella una serpe. Esiste una tradizione lunghissima nella cultura classica, e che peraltro viene ripresa dal motto dell'Alciati stesso, e che ricorda appunto la ragione per cui Pallade in questo caso si accompagna di una serpe. Al drago che vive nei sacri boschi, dice l'Alciato, è affidata la custodia delle cose. Il drago, infatti, in virtù della sua vista acutissima, è per tradizione non soltanto, come ricordavamo, il simbolo del male, ma anche simbolo di vigilanza e custodia. È il guardiano del vello d'oro nella Colchide, dei pomi d'oro nel giardino delle Speridi, e ci sono tradizioni su tradizioni in cui appunto l'animale viene associato alla custodia degli edifici pubblici e delle ricchezze. Ora, voi sapete che il sale è una delle più importanti ricchezze per Venezia. E allora io credo proprio che quello che accade in questa invenzione sia questa ripolarizzazione del significato della figura dell'animale in chiave positiva, grazie all'intervento della nostra principessa. La principessa diventa colei che vede e ha addirittura il potere appunto di esercitare il suo benefico influsso sul drago, il drago quindi trasformato in un simbolo positivo di protezione a guardia delle ricchezze di Venezia, quindi degli stemmi dei nostri due magistrati al SAL. Giorgio, che dalla vista annebbiata vede e guarda la principessa, e poi la principessa ha un altro ruolo molto importante, perché da quella lancia spezzata che le sta ai piedi nasce il pastorale di Albise, e quindi si rifonda anche il potere vescovile. Ecco, io ho finito, vi ringrazio moltissimo per la vostra attenzione e sono a disposizione se avete delle domande. Grazie. Non fate i timidi. Vengo a rompere il ghiaccio così. Dai. Gli studenti io li boccerei se non fanno almeno una domanda. Ma li ho quasi già promossi tutti. Vedi, troppo buona. E tanto grazie, io faccio le veci del direttore che è dovuto scappare, e grazie di questa conferenza che insomma ci apre un po' anche a noi che vediamo queste opere tutti i giorni, ci consente di ripensarle, ritrasmettere anche insomma delle suggestioni poi al pubblico. E allora la mia curiosità, io mi diverto con questi studi di cui tu sei maestra, di iconologia o di lettura comunque delle immagini, in questo senso a provare a dire no, non è come dici tu, perché però insomma ho faticato stavolta, dicevo ora le chiedo questo e quest'altro. No, ti chiedo perché non lo so, chi frequenta queste sale, cioè chi vede effettivamente queste immagini nella contemporaneità di Tintoretto, cioè al di là del committente che può essere erudito, che può avere tutti gli strumenti per commissionare un'iconografia precisa, ma chi le legge, chi effettivamente sta lì e dice tutto sommato questo drago, no? Non è il drago che provocatoria domanda, ma insomma forse interessante. No, provocatoria non direi, sicuramente molto interessante. Io non sono in grado di dirti quanto pubblici fossero questi luoghi, perché forse neanche lo sappiamo bene. Guardo la mia amica Alessandra Schiavon, archivista di Stato, che sicuramente ne sa molto più di me. È difficile stabilire quanto... proprio privati questi luoghi non saranno stati, questo è un fatto indubbio. Poi si apre la questione che insomma tanti studiosi affrontano di poi quanto un'opera debba per forza essere condizionata, no?
dal destinatario a cui si rivolge e poi soprattutto di quello che io penso sia in un certo senso implicito, cioè esistono vari livelli di lettura. Cioè è chiaro che se noi spostiamo il punto di vista possiamo immaginare anche che questa principessa è Venezia, cioè possiamo giocare in tanti modi con un'immagine del genere, ma quello che mi interessava soprattutto sottolineare in questa lettura, così come nella proposta per Sant'Orsola, è questa ripolarizzazione della redenzione al femminile che secondo me non abbiamo ancora veramente intercettato, ecco. Che poi sia corretta un'interpretazione o un'altra, a me francamente forse poco interessa. Certo la storia di questo personaggio mi ha intrigato da questo punto di vista, e poi l'evidenza, no? Quello che diceva anche Elena Filippi, ma che diciamo un po' tutti, cioè la prima evidenza viene dalle opere. Se noi non vediamo che quella zampa è posata sugli stemmi dei magistrati al SAL, cioè non possiamo decidere che questo elemento così visibile, che tra l'altro è proprio quasi all'altezza, in caso sia un elemento che non ha significato. È questo che io reclamo per la storia dell'arte. Mettiamoci davanti alle opere Facciamoci la domanda. E facciamoci due domande. Altre domande? Abbiamo anche il microfono, ci siamo dotati. Eccola. Brava, promossa. Promosso, scusami, non ti vedevo proprio. Mi camuffo come no, le due principesse, che sono due, sia lei Selene che Orsola, quindi diventano redentrici nel momento in cui si impegnano, diventano entrambi strumento per la conquista, tra virgolette, del nuovo credo, perché la principessa va comunque, non è semmai la principessa di Selene così attiva come Orsola, è più uno strumento di Giorgio, però permette la chiave che permette al nuovo popolo di essere conquistato, e sembra che l'obiettivo di Orsola fosse quello invece, che invece è più un generale che una principessa. Quindi sarebbe questo il senso di un'osservazione umana, della redenzione al femminile. Adesso mi è messo un po' in crisi perché non mi piace questa interpretazione riduttiva, però in un certo senso hai ragione, cioè è chiaro che non possiamo mica immaginare che ci fosse un protofemminismo lanciatissimo nella cultura che abbiamo già descritto, con queste insomma gravissime limitazioni proprio nelle raggiotazioni della donna. E poi però c'è un altro fatto che non possiamo non considerare, cioè che poi nelle mani del pittore possono succedere cose che nella cultura è più difficile che accadano. E allora il sogno che si sposta da Ciriaco a Orsola a me sembra strepitosa. No? Io ho una domanda forse un po' banale, ma mi è rimasta in testa per tutta la presentazione. All'inizio, quando lei parla di emergenza femminile, ha in mente qualcosa di particolare? Allora, per me quello che conta quando studio le immagini, quello che genera quella famosa domanda a cui poi sento il bisogno di dare una risposta, è lo scatto. Cioè, nel momento in cui c'è una tradizione iconografica di un certo tipo e poi da quella tradizione ci si discosta, io non posso fare a meno di domandarmi perché. E allora, nel caso della donna, ciò che io ho osservato, ma è davvero una ricerca ancora tutta da costruire, è questa sorta di traslitterazione, come dicevo prima, cioè quei poteri e quegli attributi che normalmente sono degli uomini vengono
in un modo o nell'altro, più o meno sfacciatamente, appoggiati sul femminile. Ecco, questo è semmai... però quando ho detto emergenza, riferendomi in particolare a Tintoretto, volevo dire, e questo credo che sia ormai un fatto anche evidente anche per la critica, che in Tintoretto questa forma di probabilmente così sapere accumulato va a cristallizzarsi, a emergere proprio come un'evidenza. Sarebbe bello rintracciare questa storia, no? Perché io sono convinta che le invenzioni non nascono così, no? Ci deve essere un percorso che si compie, magari più difficile da rintracciare, di cui noi osserviamo l'acme per l'appunto, ma sarebbe bello poter mettere in fila le cose. Qualcosina, grazie, che mi permetto di aggiungere, e dopo una domanda. Allora, proprio questo tema del ruolo della donna nell'ambito della società veneziana, che è un tema molto studiato, me ne sono un po' occupata. Devo dire è un tema importante, nel senso che in una città dove gli uomini vanno per mare, il ruolo della famiglia, la gestione degli affari resta nelle mani delle donne. Questo nel 300 e nel 400. E quindi questo è testimoniato da molte figure femminili. Io mi sono occupata della figlia di Marco Polo, che inventa una causa che la rende emblema della consapevolezza da parte delle donne della loro capacità di agire. Ecco, mi sono un po' occupata con tante altre storiche. Fantina Polo, nel momento in cui il marito si appropria della dote che le ha portato, che le ha assegnato il padre, e la investe, la fa fruttare, il marito muore, e nella legge veneziana la dote deve essere restituita alla donna. Bene, il marito invece lascia eredi e responsabili dell'amministrazione del patrimonio familiare i propri familiari, e Fantina Polo va in tribunale. Siamo nel 1368. È un documento strepitoso, perché i giudici le chiedono cosa ha ricevuto in dote. Abbiamo tutto nell'elenco delle stoffe, compresa la tavola d'oro famosa che Marco Polo ebbe come lasciapassare per girare nelle terre del Gran Khan, ed è una pergamena lunga 1 metro, molto ampia, che diciamo rappresenta la testimonianza importante di cosa Marco Polo ha effettivamente portato e lasciato, poi assegnato in dote a ciascuna delle proprie figlie. Per inciso, i giudici danno ragione a Fantina, quindi è una grande vittoria, ma che è attestata da un diritto fatto dagli uomini, che riconoscono alle donne la possibilità, il diritto di riavere indietro la propria dote. Quindi alle donne è riconosciuta una capacità di agire molto ampia, attestata in molte ricerche. E quindi arrivando alla figura femminile, mi sono laureata in totalità sulla ceramica Franco, quindi su questa cortigiana, sul ruolo delle cortigiane nella Venezia del Cinquecento, una Veronica che in una sua lettera invita Tiziano: vieni stanotte, stasera piove, è freddo, vieni a mangiare qualcosa di caldo da me, cioè non cortigiane relegate nei bassifondi della città, ma cortigiane a cui il Senato veneziano dà addirittura l'incarico di intrattenere 3 giorni il giovane re di Francia che viene a Venezia. Ecco, quindi mi trovo assolutamente in consonanza questa affermazione di Valentina di come certi attributi che
caratterizzano il ruolo maschile vengano traslitterati nella figura femminile. Questo secondo me dal punto di vista anche, per esempio, le donne fanno testamento, tantissime, non sono tante le città in cui le donne si ritengano in diritto di disporre dei propri beni e per inciso non sempre nominano diciamo amministratori dei propri beni i mariti, per cui anche qui c'è un grande scarto. Rispetto alla domanda quanto questa iconografia ha successo nel tempo o negli anni a venire? Io ho il brutto vizio di occuparmi spesso di iconografie che sono quasi uniche, quindi no, non c'è una fortuna del tema di questa invenzione di Tintoretto. C'è semmai tutta una parte che non vi ho presentato, ma che magari leggerete in un saggio che ho scritto qualche anno fa. C'è semmai una tendenza del pittore a reinventare una iconografia che esisteva, perché la donna a cavallo non è mica un'invenzione ovviamente di Tintoretto, e neppure la donna a cavallo del drago, solo che la donna a cavallo del drago normalmente o della serpe o del caprone non è assolutamente una principessa, ma è una strega, oppure è la Venere Pandemos dei greci, quindi questo non ho avuto il tempo di raccontarvelo, ma insomma magari un'altra volta. Bene, allora se non ci sono altre domande ringrazio Valentina Sapienza, ringrazio tutti voi, vi do appuntamento il 14 dicembre con la nuova conferenza di questo ciclo, mi sentite? Sì? E vi invito, questa è la cosa più complicata ma che è più delicata, l'uscita è dal primo piano, quindi dovete uscire da qua, fare le scale nuove e fare un pezzo di museo, uscire dalla sala prima, insomma, e dallo scalone poi monumentale. Siamo in tempi di post-Covid o di Covid, quindi siamo tutti molto più comprensivi e tolleranti rispetto a queste disposizioni. E grazie a tutti, buona serata. Grazie, arrivederci.